Pronti? 1, 2, 3. Valido questo tentativo con velocissima Certezza Grimm, che va subito a condurre, ma Coverwise S dalla seconda fila del nastro punta in avanti. Filtra bene e va a chiedere strada a Leonardo Vastano. Certezza Grimm al comando, Coverwise S che insiste e tende a passare dopo 200 metri di corsa, passati in 14,9. C'è l'errore di Barolo Griff che era quarto, così vantaggio numero 2 Barolo Griff squalificato. Terza posizione per Dionisio che precede Universo Jet, poi Crystal Dancer con all'esterno Beautiful Day. Sono le due partite meglio. Numero 6 Zagor MTT squalificato per i primi 400 metri di corsa. All'avanguardia Coverwise S, in seconda posizione c'è Certezza Grimm, in terza rimane Dionisio, in quarta all'esterno che risale Universo Jet che punta in avanti, va a chiedere strada e sembra poterla ottenere dopo un giro di corsa passato in 1 minuto e 4 decimi, comunque a buon ritmo. Universo Jet, il favorito della corsa, passa a condurre sulla piegata di destra. Universo Jet e Matteo Zaccherini al comando nei confronti di Coverwise S, il primo chilometro in 1:15,2, passato a buonissimo ritmo. Seconda posizione per Coverwise, la terza per Certezza Grimm che precede Dionisio, poi in corda Crystal Dancer, all'esterno Beautiful Day, quindi Zarbon gli altri. 1:32 per i primi 1200 metri di corsa, a gran ritmo vista la distanza lunga che devono percorrere i partecipanti. E si viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune con Universo Jet in vantaggio, Coverwise S che segue secondo, poi ancora Beautiful Day che prova ad avanzare all'esterno, va a prenderne la scia Crystal Dancer. Sotto alle tribune una frazione in 14,8, 2:1,2 per i primi 1.600 di gara, un giro dalla fine. In vantaggio Universo Jet, Coverwise nella sua scia Beautiful Day che avanza allo scoperto, in pariglia Crystal Dancer, in corda Certezza Grimm, frazione in 15,3 per la curva di destra, in vantaggio sempre Universo nei confronti di Beautiful Day che prova a sferrare l'attacco, poi Crystal Dancer che passa in terza posizione nei confronti di Coverwise. Intanto infiamma il duello tra Universo Jet e Beautiful Day che mette qualcosa avanti al rivale sulla frazione in 14,3 per la retta di là, 2:36 i 2000 metri di gara. Crystal Dancer che è alla finestra alle spalle di Beautiful Day che ha sopravanzato Universo Jet all'ingresso della dirittura d'arrivo. Beautiful Day si presenta in vantaggio in retta d'arrivo nei confronti di Crystal Dancer, finisce forte Crusoe dei Greppi nel finale, in vantaggio Beautiful Day che flette un po', Crusoe a centropista insieme a Crystal Dancer, Crusoe dei Greppi che vince nei confronti di Crystal Dancer. Al terzo finisce Beautiful Day, 29,8 ad arrivare, 1:15,7 per i 2400 metri che valgono meno per Crusoe dei Greppi che partiva con l'ultimo numero. Davide Zanetti in salchi, Adrian Gioni al training. Davide Zanetti ovviamente anche la proprietà del 6 anni da Ghiaccio del Nord che sprinta forte a centropista in arrivo e viene a battere Crystal Dancer, mentre per il terzo posto Beautiful Day che ha fatto un durissimo percorso esterno, si difende ancora dal finish di Certezza Grimm. Quinto Universo Jet, la vittoria per Davide Zanetti e Crusoe dei Greppi nei confronti di Crystal Dancer e di Beautiful Day. Gli ultimi numeri sono quelli a segno, in particolare 13 al primo, 11 al secondo, 12 al terzo. L'ordine d'arrivo molto probabile della sesta corsa dal Savio di Cesena.